Secondo me bisognerebbe anche considerare l'ipotesi di fare delle primarie vere, cioè di eleggere il segretario della Lega Nord facendo votare tutti, cioè non solo i militanti della Lega. Una proposta destinata a smuovere il movimento leghista. Primarie aperte a tutti nel carroccio, sullo stile Partito Democratico. Basta con le scelte limitate solo agli iscritti e ai militanti. Bisogna ricostruire la Lega, riavvicinarsi al territorio, riallacciare quel legame con la base che le recenti vicende interne al partito hanno logorato. Così via di gazebo nelle piazze per individuare il successore di Roberto Maroni alla guida della Lega. Un'idea che però divide il bellunese. Penso sia un'opportunità per lo stesso movimento, perché darebbe anche appunto la possibilità di far avvicinare persone che non hanno la tessera della Lega, però magari intendono in qualche maniera avvicinarsi al nostro movimento, e forse questa è anche l'opportunità, diciamo così, per mandare in pensione alcune figure che da tanti anni vivono all'interno del movimento. Bisogna anche poi uscire dal concetto di una Lega che sia chiusa solamente ai militanti o ai sostenitori. L'idea di una cosa allargata che comprenda forse magari la strada giusta, ma non mi piace poi più di tanto. Poi tutto si può discutere e la proposta di Tosi può anche essere interessante, andrebbe però vista un attimo con calma, a mio parere. Un'idea da valutare che potrebbe essere portata avanti ma solo con i giusti paletti, altrimenti il rischio è di inquinare il vero spirito leghista. Il rischio è quello di creare un partito di centrodestra che si omologhi un po' di più ai partiti già esistenti sul territorio, che sono poi di centrodestra, centrosinistra, centro e qualsivoglia posizione, ma che sono tutti, li vedo, molto molto uguali. Cioè si passa da una destra PDL a una sinistra PD, che a volte mi chiedo dove stia la differenza. E la differenza, ho la speranza che sia la Lega, e pertanto la Lega deve rimanere quel partito che conosco io e con una posizione ben chiara.